La sperimentazione del trasporto a chiamata, secondo noi, sul nostro territorio non ha avuto un buon effetto, nel senso che ci sono state molte criticità, sollevate soprattutto dalla popolazione più anziana, quella che prende abitualmente i mezzi di trasporto durante la mattinata e nel pomeriggio. Da qui lo stop, addirittura con un mese di anticipo, al servizio a chiamata della MOM, iniziato a gennaio a titolo di sperimentazione e avviato d'accordo con la precedente amministrazione comunale. Anche perché noi avevamo chiesto che fosse un servizio complementare e non sostitutivo come è stato. Questo ha fatto sì che, ripeto, tante persone che erano abituate a prendere quotidianamente appunto l'autobus per arrivare anche in centro città e quindi avere una serie di servizi, avere una certa socialità, hanno rinunciato addirittura a prenderlo. Dal servizio a chiamata, dice poi Bagliana, erano escluse le frazioni più distanti come Fadalto, un problema per quello che è il comune più esteso della provincia, dove da dicembre torna tutto come prima. Dal comune arriva anche un'indicazione. Visto che c'è stato appunto sono stati acquistati nuovi mezzi, pulmini molto più piccoli, anche magari elettrici, e quindi questo secondo me è un obiettivo da continuare a perseguire, quello di far sì che non ci siano autobus grandi che girano senza persone all'interno. A fine anno sembra ormai scontato, analoga decisione dovrebbe essere presa anche nel capoluogo a Treviso, dove l'intenzione è comunque quella di arrivare alla scadenza del 31 dicembre. MOM però tira dritto. No, il fallimento no, anche perché se noi andiamo a vedere i numeri ci danno anche ragione in termini poi generali rispetto al servizio tradizionale. E comunque ovviamente gli enti affidanti hanno la possibilità di decidere e decidere in questo modo. Il servizio ha bisogno di tempi più lunghi per radicarsi, la convinzione di Colladon, che ammette l'esistenza di un divario generazionale. Se la nuova modalità non piace ai più anziani, sembra convincere i giovani. Anche per questo, chiuso con Vittorio Veneto e Treviso, si guarda ad altre realtà. A Villorba, terzo comune della sperimentazione, i numeri sono buoni. Castelfranco se l'ha già chiesto e stiamo preparando il programma per Castelfranco. Siamo in contatto col comune di Montebelluna, col sindaco, e la nostra intenzione è quella di andare avanti con questa tipologia di servizio che secondo me è innovativa e non va lasciata perdere.